Oggi siamo a Pederobba, in compagnia di Tutu, profuga del Vietnam, che è qua in Italia da tantissimi anni, un viaggio incredibile, una storia davvero forte. Ti ringraziamo per aver condiviso con il pubblico di QDP News tutto quello che ti è successo. Tu sei profuga del Vietnam del Sud e sei scappata dal Vietnam quando avevi quanti anni? Quando avevo 22 anni. 22 anni. Però per quanto tempo hai dovuto vivere in povertà scappando dal tuo paese natale e andando a Saigon? 7 anni. 7 anni. 7 anni, da 75 a 83. E la tua famiglia quanti componenti aveva, oltre alla mamma e il papà? Siamo 6 fratelli. E mia sorella è più grande, poi sono io e 4 fratelli. Allora, quello che mi ricordo, perché l'età ancora minorenne, 13 anni e mezzo, la comincia a cambiare tutto. Loro cominciano a fare, scrive curriculum ogni famiglia, ogni periodo di una settimana, 2 settimane, per indagini tutto il nostro passato. Poi loro cominciano a sequestrare tutta quella libertà che abbiamo prima, esempio mercato libero, diventano tutti cooperative di governo, sotto controllo loro, di tutti i tipi di cibi, anche controlla cosa mangiamo a casa. Tu ci hai raccontato una cosa che mi ha colpito molto, che quando eri piccola la tua famiglia ti ha insegnato il valore dell'onestà. Quando poi è arrivato il regime comunista hai imparato a raccontare le bugie. Perché? Quando i miei genitori si accorge nella città dove la viviamo prima, hanno condannato molto mio papà. Allora, i miei genitori cominciano a insegnarci a conoscere un curriculum famiglia diversa da prima. E abbiamo studiato a memoria, qualsiasi persona chiede, dobbiamo rispondere uguale tutti i 6 figli. È il rovescio, quello che abbiamo la vita prima. I miei genitori non hanno casa, e che siamo vive sulla strada. Quindi non potevate raccontare la verità? No, perché è pericoloso per mio papà. Da queste cose diventa grande. Io mi accorgo del valore della dignità, onestà, che non c'è più. Da quando il comunista viene, tutte le famiglie che hanno legame con il regime prima del Sud, non è la vita bene o male, ma l'onestà non c'è più. Il valore onesta, dignità vietnamita rovinata da 75. Adesso la gente, fra di persone più intimi, non si credono. 1 milione di persone vietnamite scappate e quasi metà sono morte sul mare. 500.000. Della metà, maggior parte donne, ha avuto stupro da pirata, da Thailandia. E che mio papà per quello non vuole che io e mia sorella scappava insieme. Lui scappava con 2 fratelli e arriva a Malesia. Arriva a Malesia e come sacerdote italiano, Caritas vietnamita, arriva la proposta che è andata in Italia con la condizione che famiglia giunge veloce. Mio papà accetta e dopo un mese mio papà arriva in Roma. Che cosa vuoi dire ai pederobbesi? Pederobbese per me è una, non dice persona cara che ha avuto, ma un amore immenso. Non posso dire nient'altro. La prima mi dà sentimenti, amore, la seconda la vita nuova. La vita davvero, che quello desideriamo. I miei fratelli vanno a scuola, sono laureati, mio papà lavora, mia mamma a casa e siamo lavoro come lavoratori onesta. E possiamo raccontare onesta le cose, questo è importante.